canto numero 240. La creazione giunge insieme agli angeli, ti lodi, ti glorifichi, o Dio altissimo, gradisci il coronare di opere, beata sei tu, o Trinità, sei Padre e Figlio e Dio, e Dio unico, mistero imperscrutabile, inaccessibile, ma con amore provvido raggiungi tutti gli uomini, beata sei tu, o Trinità, per tutti gli. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La liturgia ci chiama oggi a celebrare il mistero di Dio nella sua dimensione trinitaria. Vogliamo aprire il nostro cuore per fare uno spazio sempre maggiore alla grazia, al mistero di Dio che vive in noi, si rende visibile il nostro operare. Ci affidiamo all'amore misericordioso del Signore per la nostra fragilità, per la nostra pochezza. Diciamo: Signore, mandato dal Padre per rivelarci il suo cuore ricco di misericordia, Kyrie eleison. Cristo, servo fedele, che hai donato te stesso per salvarci dal nostro peccato, eleison. Signore, che siedi alla destra del Padre e ci doni la forza dello Spirito Santo. Kyrie. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e vita eterna. E con l'inno della lode a Dio. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre, preghiamo. O Dio Padre
che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, parola di verità, e lo Spirito Santificatore, per rendere agli uomini il mistero ineffabile della tua vita, fa che nella confessione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l'unico Dio in 3 persone. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito, per tutti i secoli dei secoli. Dal Libro dei Proverbi. Così parla la sapienza di Dio. Il Signore mi ha creato della sua attività, sua opera, all'origine. Dall'eternità sono stata formata, fin dal principio, dagli inizi della terra. Quando non esistevano gli abissi, io fui generata, quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d'acqua. Prima che fossero fissate le basi dei monti, prima delle colline, io fui generata, quando ancora non aveva fatto la terra e i campi, nelle prime zolle del mondo. Quando egli quando tracciava un cerchio sull'abisso, quando condensava le nubi in alto, quando fissava le sorgenti dell'abisso, quando stabiliva al mare i suoi limiti, così che le acque non ne oltrepassassero i confini. Poneva le fondamenta della terra. Io ero con lui come artefice ed ero la giocavo davanti a lui in ogni istante, giocavo sul globo terrestre, ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo. Parola di Dio. O Signore, quanto è mirabile il tuo nome. Quando vedo l'opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato. L'uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi, o Signore. Davvero l'hai fatto poco meno di un Dio, di gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi. E gli armenti e anche le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, ogni essere che percorre le vie dei mari. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di Lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia. Viviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza. E non solo, ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata, la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Parola di Dio. Alleluia. 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 Gloria al Padre e al Spirito Santo, a Dio che Alleluia, alleluia.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: molte cose da dirvi, ma per il momento non si di portarne il peso. Quando verrà Lui, Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Parola del Signore. Quando eravamo piccolini, a una certa età, andavamo a catechismo. Tra i misteri della nostra fede, sono due i misteri principali della nostra fede: unità e trinità di Dio, primo. Secondo, incarnazione, passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Ecco che a conclusione di tutto il ciclo della attenzione della pasquale ha posto la solennità della Santissima Trinità, il mistero di Dio svela l'uomo, ma non solo si svela allo sguardo dell'uomo, ma si dona, si offre all'uomo. O, se vogliamo, in una maniera più profonda ancora, coinvolge l'uomo nella sua dimensione di vita e di grazia. Il mistero della festa della Santissima Trinità c'è la dimensione biblica che ci fa cogliere la realtà più vera e più profonda del mistero. Quando diciamo mistero, diciamo non qualcosa di evanescente, di forte, che trascende la nostra comprensione e supera la nostra capacità di elaborazione intellettuale. Zero deriva mu. Non posso esprimere, perché tutte le cognizioni razionali, intellettuali. Allora è qualcosa non da indagare con la semplice intelligenza umana, ma è un messaggio, è un annuncio da accogliere, interiorizzare e lasciarci rinnovare da esso. Infatti tutta l'esistenza cristiana è avvolta dalla Trinità Santissima. Nel nome della Trinità Santissima, Spirito Santo, siamo battezzati. Cioè siamo immersi. Sì, ma come è arrivato l'uomo a capire, a comprendere questo? In mano la Sacra Scrittura, abbiamo alcuni passaggi che sono importanti per entrare nella comprensione, o meglio, più che comprensione, nella comunione con il mistero trinitario.
Dio è uno, non ce ne sono altri. Biblica di Israele, ascolta Israele, il Signore nostro Dio è tuo Signore tuo Dio con tutta la tua mente e tutte le tue forze. L'unità di Dio, l'affermazione, il riconoscimento dell'unità di me in rapporto alle concezioni precedente, che era il politeismo. Molti dei, molte divinità che erano creati dall'uomo, ogni che l'uomo aveva. I dei gli sono proiezione dell'uomo. E ecco che allora elabora un Dio per questo bisogno, per quell'altro, per quest'altro, una molteplicità di dei, creazione dell'uomo. Perché l'uomo avverte la sua finitezza, ma nello stesso si rende conto di trascendenza. Ecco che allora per scendere il limite, lui lo proietta in questi esseri che si immagina e che San Paolo poi dirà essere il maligno. Con Abramo abbiamo il padre lo conduce alla terra che gli ha preparato. Ad Abramo Dio fa delle promesse. Con Abramo Dio stabilisce un rapporto privilegiato, principale, l'alleanza. Questa alleanza con i discendenti di Abramo, il popolo di Israele, sul Sinai inaugura, sancisce un rapporto privilegiato con il popolo, l'intera comunità, non più di un Dio tribale, è il Dio. E poi lo Spirito fa capire che Dio è Dio di tutti gli uomini, perché ogni essere umano è immagine di Dio. Ecco la Genesi, capitolo 1 e 2. Abbiamo poi uno sviluppo ulteriore quando la passione si impone Dio. Ecco qui allora i testi sapienziali che svelano all'uomo il mistero di Dio. Dio è unico, sì, non ce ne sono altri, ma non è una monade, è unico, qui c'è tutta una vitalità, una energia, una potenza. Ed ecco allora la sapienza, che come attività riflessiva, creatrice, la sapienza che si affianca a Dio nell'opera ordinatrice, rende ulteriormente il mistero di Dio quando c'è la pienezza del tempo. E San Paolo lo dice chiaramente, nella Dio mandò nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto il dominio della legge, del peccato. Ecco la pienezza del mistero di Dio.
mediatrice ordinatrice con Dio, con il Padre, questo diventa carne, Gesù, il Salvatore, e di Gesù, Signore e Salvatore come risorto, lo Spirito Santo. Il brano del Vangelo che abbiamo sentito, la comunione profonda tra Gesù e il Padre, questa comunione profonda che esiste il Padre viene travasata ai discepoli grazie al dono dello Spirito Santo. Quando verrà Lui tutta la verità su Dio. Ecco che noi siamo in questa pienezza del tempo, abbiamo la possibilità di entrare in questa relazione vitale, in questo dialogo di comunione profonda con Dio. La nostra esistenza umana non è più circoscritta da due date, nascita e morte, ma trascende la seconda data. Si può entrare in una relazione privilegiata, unica, con Dio. E la nostra esistenza è assurdo paterno, amore Padre, l'azione salvifica di Gesù il Figlio e l'opera santificatrice. La Trinità che opera per la Trinità Santissima, Dio che vive in noi, qui siamo divinizzati nel battesimo e siamo in questo rapporto vitale, esistenziale con Dio. Vogliamo chiedere proprio allo Spirito Santo, che è luce dell'intelletto, vita divina travasata in noi, di aiutarci a comprendere questo mistero di grazia e soprattutto gustarlo, viverlo, custodirlo in noi. E con tanta gioia ed entusiasmo rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo solo su Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre, prima di tutti i secoli, Dio da luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui le cose sono state create. Uomini e per la nostra salvezza discese dal dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto un uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita e procede dal Padre, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Confesso un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti
e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, lo Spirito Santo che ci conduce nella pienezza della verità intercede per noi e sostiene la nostra preghiera. Diciamo insieme: rivelaci, Signore, la verità del tuo volto. Rivelaci, Signore, la verità del tuo volto. Per le comunità cristiane, sostenere l'amore trinitario di Dio, sappiano a loro volta sostenere la speranza di ogni persona. Preghiamo. Rivelaci, Signore, la verità del tuo volto. Per i responsabili delle nazioni, lasciandosi illuminare Spirito Santo, custodiscano il creato che Dio ha ordinato con sapienza e amore. Preghiamo. Rivelaci, Signore, la verità del tuo volto. Per gli sportivi che celebrano oggi il loro giubileo, vivano il loro impegno come occasione di amicizia, gareggiando nello stimarsi a vicenda. Preghiamo. Rivelaci, Signore, la verità del tuo volto. Per noi qui presenti, radunati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, l'amore di Dio che riempie i nostri cuori ci renda accoglienti e preghiamo. Rivelaci, Signore, del tuo volto. Spirito, ci guidi alla verità rivelataci da tuo Figlio. Ascolta la nostra preghiera, fermaci nella speranza del nostro Signore. Amen. Tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie di noi. Perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Santo nostro Dio, i doni del nostro servizio sacerdotale, il tuo nome, e fa di noi un'offerta perenne a te per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre. A te, Signore, Dio onnipotente ed eterno, Figlio unigenito e con lo Spirito Santo, sei un solo Dio,
un solo Signore, non nell'unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Noi lo crediamo e con la stessa fede, senza differenze, lo affermiamo del tuo Figlio e dello Spirito Santo. Proclamare te, Dio vero ed eterno, adoriamo la Trinità delle persone, l'unità della natura, l'uguale la maestà divina. Con gli angeli e gli arcangeli, i cherubini e i serafini, esaltarti, uniti nella lode. Santo, Santo, Signore dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica l'unità del tuo Spirito. Senti il sangue nostro. Egli, consegnandosi libera alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso tempo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo di un corpo. Padre della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore. Con i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri figli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e ricordia di tutti i defunti, alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere eterna, insieme con la Beata Maria, Madre di Dio,
San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi gli apostoli, il padre San Francesco, il glorioso Sant'Antonio, Santa Chiara e tutti e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Con Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E come figli di Dio ci rivolgiamo al Padre Celeste con la stessa preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci il nostro quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza del Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. Come figli del Dio della pace, diamoci un segno di comunione fraterna. Ecco l'agnello, toglie i peccati del mondo, beati i vicini, degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ho salvato. Canto numero 445. E lodiamo nostro Dio, t'adoriamo, Padre dell'umanità, la tua gloria proclamiamo, te lodiamo, Trinità, per l'immensa tua bontà. Te lodiamo, Trinità, per l'immensa
immensa tua bontà, tutto il mondo annuncia te, tu l'hai fatto come un segno, ogni uomo porta in sé il sigillo del tuo regno. Te lo diamo, Trinità, per l'immensa tua bontà. Te lo diamo, Trinità, per l'immensa tua bontà. Infinita carità, Santo Spirito d'amore, luce, pace, verità, sempre nel mio cuore. La Trinità, per l'immensa tua bontà. Te lo diamo, Trinità, per l'immensa tua bontà. Preghiamo. Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento e la della nostra fede in te, unico Dio in tre persone, siano per noi pegno di salvezza dell'anima e del corpo. Per Cristo nostro Signore. Oggi celebriamo la cosiddetta Domenica dei Gigli, anche se la fioritura quest'anno è stata molto elevata. Martedì il rosario alle ore 18 per qui i santuari per i giovani, e in giugno, terzo giovedì del mese, abbiamo l'adorazione eucaristica silenziosa dalle 17 alle 18. E prossimamente, il 22 giugno,
ore 18, Santa Uomo, cui seguirà la processione che si concluderà qui nel santuario. Il Signore sia con voi, che accompagni e sostenga con la sua benedizione Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita. Andiamo in pace. Dal tuo celeste trono, Maria, a noi. Per una volta, o Madre dolce, ascolta chi ti chiama, salva, o Maria, chi confida in te. O Madre dolce, ascolta, o Maria, chi t'ama e tanto confida in te.